Carissimi amici di Archeosarrabus, ben ritrovati. Oggi, l'avventura di oggi sarà scalare il monte del castello di Quirra per andare a vedere il castello di Quirra. Oggi, come potete vedere, sono in compagnia di bella gente, i ragazzi della Limen, nuragic.com, col cappello suo tipico. Il castello di Quirra si trova in comune di Villa Puzzu, in località appunto Quirra, è facilmente raggiungibile, anche ben indicato. L'unico problema è questa salita che, come vedete, dopo 3 minuti c'ho già il fiatone. Questa, diciamo che non è la strada originale, quella che portava al castello, è stata rifatta poi, ma voglio dire, non segue il tragitto originale. Adesso volevo farvi vedere, però, appena trovo un angolino aperto, un po' di panorama. Diciamo, questa zona qua annovera tantissime testimonianze di tantissime epoche. C'è per esempio su Stampo Usesi, dove c'è il preistorico, c'è su Stampo dei Giovanni Cummeli, dove hanno trovato 13 scheletri, se non sbaglio, di età del bronzo. Del bronzo, cultura con il reperto della cultura di Bonanna. Di Bonanna addirittura. Vabbè, c'è il nuragico perché ci sono 3 nuraghi. Poi Sabresò, che è la tomba paleocristiana. Poi anche lì il romano dei Cirredis. Lì ha trovato anche un sarcofago. Poi il Medioevo soprattutto. Le chiese, i villaggi, le fornaci per fare la calce, che ce ne sono 5 o 6. Quante ce ne sono, Fabio? 5 o 6? C'è una cava qua dietro anche. Quindi diciamo ci potremmo fare una serie TV sul castello di Quirra. Lo faremo, a puntate la faremo. Va bene, proseguiamo. Riprendo fiato. Proseguiamo in questo selciato che è stato prodotto. Guardate che comodo, bello. Però guardate, ogni tanto ci sono delle sedute, quindi ci possiamo anche posare, e poi segna bene il sentiero, bello, molto caratteristico. Hanno fatto proprio un ottimo lavoro. Sono tanti i racconti e le leggende che ruotano intorno al castello di Quirra, e 2 in particolare ve le voglio accennare. Uno è il telaio d'oro. Si narra che nelle grotte che ci sono all'interno di questa montagna, quindi sotto il castello, ci sia nascosto un telaio d'oro. Si narra che qualcuno l'abbia visto e che sia caduto in disgrazia dopo averlo visto. Quindi diciamo che è una cosa che è sempre, diciamo, stata un po' avvolta dal mistero. Questa cosa ha sempre incuriosito gli abitanti della zona, ma non c'è nessuna certezza che ci sia. E poi, sempre parlando delle grotte che ci sono sotto il castello, si dice che durante un assedio i cittadini che erano assediati all'interno del castello, che erano rinchiusi, ogni mattina salissero sulle mura, una mosca, salissero sulle mura e lanciassero il pesce fresco sugli assedianti, dimostrando che avevano comunque la possibilità di raggiungere il mare e di andare a pescare ogni mattina. Quindi questi, alla fine, capendo che non avrebbero ottenuto nulla, abbandonarono l'assedio e se ne andarono. L'unica volta che è testimoniata la cattura del castello è nel 1409, quindi un anno prima della battaglia di San Luri, 1410. Nel 1409 Brancaleone Doria, il marito di Eleonora d'Arborea, discese da questo grande vallone che si vede che in fondo lì si vede anche Tertenia, tra l'altro,
quindi discese, assediò il castello e riuscì a conquistarlo per alcuni giorni. Poi i cittadini della zona si organizzarono, riuscirono a riprenderselo. E adesso io proseguo il cammino, cercherò di salire fino a su, ma siamo quasi arrivati, quindi ci vediamo dopo. Qui praticamente ci esce l'aria, quindi probabilmente è collegata a una delle grotte di cui parlavamo poc'anzi. Guardate che figata. Cioè si sente proprio l'aria come sembra un phon, sembra. Che cosa incredibile, amici. Proseguiamo sotto l'ombra di questi lecci secolari, chissà se hanno assistito a qualche battaglia, non lo so. Guardate questo qua, questo ha visto fuoco, però niente, non cede, non vuole arrendersi, ha resistito, è spuntato e rigermogliato lì in alto. Guardate che bellezza. I ragazzi su si godono il panorama, si godono il momento, sembrano degli hobbit andando a distruggere l'anello. Abbiamo posti che a volte diamo per scontati, ma cosa ci siamo abituati alla bellezza e non ci colpisce più, ma sono posti meravigliosi questi. Ed eccolo, il castello, quello che avanza del castello di Quirra. Castello costruito, il primo impianto dai Pisani intorno al 1300 e poi sotto il dominio dei Carroz è stato sviluppato. La particolarità di questo castello è che la pianta è uguale, identica, precisa, spiccicata A quello di Acquafredda. a quello di Acquafredda, esatto. Come se magari per risparmiare sulla progettazione avessero riutilizzato. Probabilmente sono stati gli stessi maestri a costruire questo maniero. Quindi diciamo che la produzione industriale non è nata con Ford, la produzione in scala, ma ecco. I pisani e i sardi. Esatto. Siamo saliti adesso, siamo sopra il castello vero e proprio. Vorrei far vedere la visuale. Guardate che meraviglia, lì questa valle arriva fino a Tertenia, probabilmente quella una visuale incredibile a 360 gradi. Là c'è la torre di Murtas, la torre spagnola sempre, la bellissima spiaggia di Murtas. Questa spiaggia è incredibile, meravigliosa, con queste pietroline, questa sabbia di pietroline bianche. E quindi un'altra torre, la torre anche lì, la torre spagnola, che probabilmente sorvegliavano quello che qui dove c'è questa palude era un'insenatura, e quindi penso anche a un ipotetico porto. Ma andiamo adesso nel dettaglio. Allora, questa intanto è una delle torri a questa pianta triangolare. Guardate, adesso non salto dentro, pianta triangolare, ma con l'aiuto del drone poi avete la possibilità di vedere da più nel dettaglio. Questo castello è stato costruito con pietre di calcare, che sono la pietra, diciamo, con cui è formata la montagna su cui sorge. Da questo buco si può vedere adesso un altro dettaglio della torre triangolare. Si vedono anche i segni un po' dell'intonaco. Qua invece c'è la caratteristica, questa bellissima finestra a forma di cuore da cui si vede poi il bellissimo panorama della spiaggia di Murtas, in cui le coppie del Sarrabus vengono a promettersi eterno amore. Non è vero, non è assolutamente vero, però potrebbe. Va bene Fabio, ti lasciamo andare. Divertitevi. Grazie. Allora, come vi dicevo, qua questa parte invece era l'abitazione, quindi con questi pavimenti in legno che facevano i piani. Noi qua probabilmente siamo al primo piano, questo è tutto a materiali di crollo, vedete che laggiù si vede la profondità qua scende di qualche metro. Questo è tutto materiale di crollo. Qua un altro pezzo del muro che delimitava il corpo, diciamo, dell'abitazione. Qua probabilmente c'era un'altra torre, sì, esatto. E poi giù c'era tutto un cortile. Qua tutto questo ripiano anche da questa parte. Qua c'era, diciamo, un piano, un cortile
in cui probabilmente erano alloggiati i cavalli, che in Sardegna non si possono nominare. Guardate, questo era tutto, diciamo, un piano, ancora resti di muro. Federico, eccolo. Prima di concludere vi voglio portare a vedere una cosa che è rimasta invece intatta ed è bellissima. Mi trovo adesso sulle cisterne in cui veniva stoccata l'acqua che serviva poi per la sopravvivenza degli abitanti. Qua si vede ancora un pezzo della volta, qui praticamente chiudeva così, si vedono pezzi di intonaco. Guardate che meraviglia, con un geco che è qui, quello che resta del canale, del canale dove passava l'acqua, quindi da sopra, vedete, qui sopra in pietra, qui scendeva l'acqua che riempiva la cisterna. Qua invece è mattone, qua l'intonaco anche qui in terra, in argilla, ma la possiamo vedere meglio qua giù. Adesso cerco di non diventare ecco qua, questa, guardate qua, questa è una cisterna praticamente intatta, c'è giusto questi due crolli, queste sono foto bellissime, questi due crolli, rimane da questo lato anche l'intonaco. E poi una cosa che caratterizza questa bellissima cisterna sono i segni dell'ignoranza dell'uomo. Vedete che hanno lasciato, tra l'altro hanno lasciato anche le firme, quindi si può anche capire chi è, ma un'ignoranza che arriva da lontanissimo. Infatti ci sono delle firme che risalgono agli anni 40, agli anni 30, quindi diciamo che è una tradizione che si porta avanti nei secoli. Ai piedi del castello, qua come vedete c'è un cartello che c'è qui da qualche secolo, che racconta un po' la storia. Vedete, anzi qui dice che addirittura è stato edificato dai giudici di Cagliari nella prima metà del 1200, quindi il primo impianto è di epoca giudicale, poi Pisani fino al 1324 e dal 1324 quindi gli aragonesi, Berengario Carroz, che sbarca a Iglesias insieme all'infante Alfonso V, e gli viene assegnato il castello di Quirra. Ma ci verrà qualche anno più tardi, perché loro comunque abitavano nel castello di San Michele, non abitavano qua. Ma perché non viene restaurato, non viene valorizzato? La difficoltà di intervenire su questo è la posizione, quindi non si può arrivare qua con dei mezzi, con portare delle attrezzature ingombranti. L'unica possibilità potrebbe essere quella di utilizzare gli elicotteri con dei costi esorbitanti che voi potete immaginare, quindi è molto molto difficoltoso intervenire su questo sito. Però ecco, diciamo che c'è un interesse anche da parte dell'amministrazione a tutta la montagna su cui sorge, dove ci sono, come dicevamo, tanti altri siti, e quindi stanno lavorando per poterlo valorizzare attraverso un progetto di fruizione. Poi adesso basta, non ho informazioni da anticipare. Bene, amici carissimi, da sotto le mura del castello di Quirra è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Seguiteci sempre su tutti i nostri social, vi ricordo che siamo su Instagram, su Facebook, su TikTok, su YouTube. Seguiteci e consigliateci ai vostri amici. Grazie per il supporto. Alla prossima, ciao.